Basta ricetta rossa, la prescrizione medica d'ora in poi sarà attiva su piattaforma digitale. Una vera rivoluzione quella che la Regione Veneto sta per attuare nell'ULSS 9 di Treviso, capofila del progetto di dematerializzazione della ricetta, in cui saranno coinvolti medici di base, farmacisti e soprattutto i pazienti. Per il paziente che cosa cambia? Fondamentalmente al momento molto poco, nel senso che il paziente andrà dal medico di famiglia, il medico di famiglia farà la classica prescrizione, questa volta non più nella classica ricetta rossa, ma inserirà i dati della prescrizione stessa in una piattaforma informatica. Dall'ambulatorio del medico in un primo momento il paziente uscirà ancora con un foglio di carta destinato a sparire, quello con il codice della sua ricetta elettronica con cui potrà presentarsi, una volta a regime, in qualsiasi farmacia italiana munito come sempre della sua tessera sanitaria, un risparmio prima di tutto economico. Al momento è valutato essere all'incirca sui 45 centesimi per pezzo, quindi un risparmio di per sé non indifferente. Ogni ricetta è infatti stampata e fornita dalla Zecca di Stato, ma il risparmio sarà notevole anche grazie a un controllo diretto in tempo reale della spesa farmaceutica. Da Treviso le prime ricette digitali. La Regione Veneto ha individuato come provincia capofila della sperimentazione elettronica la provincia di Treviso e nella fattispecie 10 farmacie della USL 9 di Treviso. Pronti a partire i farmacisti con un'unica preoccupazione, che i costi della sperimentazione non ricadano tutti sulle loro spalle.